La nave Mare Ionio della ONG italiana Mediterranea da pochi giorni è tornata in missione nel mare Mediterraneo centrale e subito ha soccorso e portato in salvo nel porto di Trapani 69 persone, tra cui un'intera famiglia con 3 figli di 7 e 5 anni e di soli 2 mesi di vita. A capo della missione c'è, come coordinatore, il veneziano Beppe Caccia. Subito dopo lo sbarco dei migranti, però, al comandante armatore della nave è stato notificato un provvedimento di fermo amministrativo della nave e una sanzione pecuniaria che potrà arrivare fino ad un massimo di 10.000 euro per aver violato il cosiddetto decreto Piantedosi 2. Ecco la testimonianza sui soccorsi di Danny Castiglione, originario di Mogliano Veneto, e tra i soccorritori che hanno salvato le 69 persone in difficoltà. Nella giornata di sabato pomeriggio abbiamo effettuato un primo soccorso di una piccola imbarcazione in ferro che aveva a bordo 47 naufraghi, che sono stati poi sbarcati nella notte tra sabato e domenica nell'isola di Lampedusa. Lunedì mattina siamo risalpati per il proseguo della 14ª missione e nella serata di lunedì sera abbiamo soccorso un gommone in distress con i tubolari rotti e una persona che era già caduta in acqua e con a bordo circa 69 persone. C'era anche un piccolissimo bambino di 2 mesi e altri minori non accompagnati. Gli attivisti contestano integralmente le sanzioni comminate dalla Guardia Costiera e dalle autorità competenti. C'è arrivato un atto di notifica di fermo amministrativo per la Mare Ionio di 20 giorni e una pena pecuniaria di 10.000 euro. Ma i motivi di questa sanzione sono proprio surreali. I motivi che ci vengono contestati sono che non abbiamo contattato il centro di coordinamento della cosiddetta Guardia Costiera libica e non abbiamo chiesto un porto sicuro in Libia. Ma non siamo noi che denunciamo il fatto che la Libia non è un porto sicuro e non è un posto sicuro, ma sono le Nazioni Unite e anche un tribunale italiano.